guerra mondiale, serve prudenza, a dirlo il ministro degli esteri Antonio Tajani durante l'inaugurazione del Salone Nautico a Venezia. E al via la quinta edizione del Salone Nautico all'Arsenale, oltre 270 espositori e 300 imbarcazioni con un focus sulla nautica da diporto innovativa e sostenibile. Torna la mobilitazione per dire no ai nuovi inceneritori a Marghera. Sabato manifestazione a Mestre contro i progetti che secondo i comitati peggiorerebbero le condizioni di un'area già molto inquinata. Basta liste d'attesa a Venezia, manifestazione dei comitati per la sanità pubblica veneta davanti al Consiglio regionale. Il Covesap sta attivando sportelli d'assistenza per aiutare a garantire il diritto alle cure. Sono quasi tutti minorenni, i baby bulli di una banda che tormentava i propri coetanei a Porto Gruaro, identificati dalle forze dell'ordine, sono stati sanzionati con fogli di via e divieti di accesso in determinati luoghi. Aveva 3 katane affilate nascoste in auto, i vaschi verdi della Guardia di Finanza l'hanno scoperto durante un controllo, denunciato un 40enne di origine moldava. Sono venuto a Bibbione 2 volte e in entrambe è stato emozionante. Vasco Rossi si confida tra una prova e l'altra in vista dei 2 concerti del 1° e 2 giugno. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali che si apre con la presenza oggi a Venezia in occasione dell'inaugurazione del Salone Nautico del Ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha parlato naturalmente delle tensioni, dei conflitti in corso, in particolar modo della guerra in Ucraina, e ha detto nessuna terza guerra mondiale, serve prudenza. Non manderemo nessun soldato italiano a combattere in Ucraina e tutti gli strumenti militari che forniamo all'Ucraina devono essere usati dentro il territorio ucraino, non in Russia. A margine dell'inaugurazione del Salone Nautico all'Arsenale di Venezia, il vice premier e ministro degli esteri Tajani ha ribadito la volontà di non mandare i soldati italiani in Ucraina, aggiungendo: nessuna guerra globale, nessuna terza guerra mondiale, dobbiamo invece lavorare per la pace utilizzando il buonsenso, la diplomazia, essere ostinati e usare sempre un linguaggio prudente da tutte le parti quando si affrontano temi così delicati dove sono in ballo tante vite umane. Già ne abbiamo perse troppe. Per quanto riguarda invece il Medio Oriente, il ministro si è detto pronto a inviare militari italiani nel caso di missione araba per dare vita a uno Stato palestinese riconosciuto. Intanto dobbiamo bloccare la guerra, siamo per un cessate il fuoco immediato, per liberazione degli ostaggi israeliani, per portare aiuti alla popolazione civile palestinese. Prossima settimana partiranno gli aiuti italiani del progetto Food for Gaza con la Croce Rossa, la Mezzaluna Rossa, la FAO e il programma alimentare mondiale. Poi siamo pronti, se ci sarà una missione delle Nazioni Unite a guida araba, a dare un contributo anche di uomini per preparare il nuovo Stato palestinese che dovrà riconoscere Israele ed essere riconosciuto da Israele. L'obiettivo è la pace con 2 popoli e 2 Stati. Durante l'inaugurazione del Salone Nautico presente anche il presidente veneto che si è rivolto al ministro Tajani augurandosi che si possa trovare quanto prima una soluzione a questi conflitti. La nostra regione, ha detto, ha una bandiera con 1100 anni di storia, è l'unica che porta la scritta pace. Vorremmo che i carri armati tornassero negli hangar e scendesse in campo la diplomazia. Questi focolai di guerra devono essere risolti con la diplomazia. Hemingway diceva che la guerra è il contesto nel quale gli uomini peggiori mandano a morire gli uomini migliori. Lavoriamo per difendere gli uomini migliori. Come detto, il ministro Tajani è intervenuto all'inaugurazione della quinta edizione del Salone Nautico all'Arsenale, oltre 270 espositori e 300 imbarcazioni. Al via la quinta edizione del Salone Nautico qui all'Arsenale di Venezia, un'edizione che combacia con i 700 anni dalla morte di Marco Polo, l'esploratore che portò Venezia nel mondo. L'obiettivo? Raggiungere nuovi record. La manifestazione è iniziata con l'inno di Mameli, cantato dal coro del teatro La Fenice. Taglio del nastro alla presenza tra gli altri del sindaco Brugnaro, il presidente Zaia e il vice premier Tajani. L'apertura è stata segnata dal saluto tricolore dal cielo dell'elicottero MH101 e dal lancio degli incursori della Marina Militare, che hanno terminato la loro discesa nelle acque del bacino dell'Arsenale. Che meraviglia! Guarda, grande questo tricolore. L'evento, divenuto una delle principali fiere internazionali del comparto, ospita 270 espositori, di cui 54 stranieri, e 300 imbarcazioni.
con un focus particolare sulla nautica da diporto innovativa e sostenibile. Bisogna ricordare che questo salone è diventato il primo salone nella sostenibilità al mondo, cioè qui c'è la ricerca sulla appunto la transizione ecologica, la famosa 3-1 di cosa sia stata è quello di mettere in campo motorizzazioni ibride, pensare all'elettrico, pensare all'idrogeno, pensare anche a tutta una serie di studi sulle catene, sulle carene, e tutta questa roba qua è quello che oggi vediamo. La filiera industriale qui è molto variegata, ci sono le industrie grandi che fanno le barche, noi siamo i primi produttori al mondo, ma ci sono anche i cantieri più piccoli e poi c'è una filiera incredibile di artigiani che costruiscono per questi cantieri. Il salone ogni anno cresce e lo fa ispirandosi alla bellezza dell'arsenale, riscoprendo la storia veneziana e italiana del rapporto col mare e affrontando i temi però anche della modernità, della sostenibilità, della transizione ecologica e appunto del ridisegno di una nautica in chiave maggiormente sostenibile. Ci sono la cantieristica veneziana sia per la manutenzione sia per la costruzione di nuove barche in legno, ma con la sfida della sostenibilità e quindi con motorizzazioni elettriche o ibride. Ci sono tutta la cantieristica da diporto, quindi da barche dai 3 ai 9 metri, e poi in acqua un parterre di barche, un display che è di oltre 1,5 km di pontili, che ci permette di conoscere il meglio della cantieristica italiana ed europea. Non solo vetrina d'élite, ma occasione per ripartire dalle storiche acque della laguna e con un altro grande obiettivo. Adesso si tratta di riuscire a trattenere queste barche anche per i periodi invernali a Venezia, in tutta la costa veneta, dove dobbiamo efficientare le darsene, i porti. Il porto di Venezia e la marittima deve essere un luogo dove ci vengono ancora e devono tornare i mega yacht, quelli che sono a Barcellona adesso, perché un mega yacht ha qualcosa come 50-100 persone di equipaggio, devono rimanere anche d'inverno. Torna la mobilitazione contro la realizzazione di nuovi inceneritori a Marghera, sabato pomeriggio manifestazione a Mestre. Porto Marghera non deve essere la pattumiera del Veneto, è uno degli slogan coi quali il Comitato No Inceneritori rinserra le fila in vista della manifestazione di sabato pomeriggio a Mestre. Nel mirino ci sono i progetti di Veritas, 3 forni per smaltire oltre 150.000 tonnellate di rifiuti e fanghi all'anno, e di Eni Rewind, 2 forni per bruciare 190.000 tonnellate all'anno di fanghi inquinanti dei depuratori del Veneto. 1 giugno abbiamo indetto una grande manifestazione popolare qui in città a Mestre, quindi l'appuntamento alle 15:30 in stazione dei treni, e la manifestazione è contro gli inceneritori di Eni e di Veritas che vogliono costruire a Porto Marghera, che sono 2 impianti molto pericolosi, ma anche per la richiesta della messa al bando dei PFAS. L'area di Venezia continua a pagare un conto drammatico in termini di vite umane e di degrado ambientale, sostengono al Comitato, ricordando un recente studio dell'Istituto Superiore di Sanità, secondo il quale la popolazione intorno a Porto Marghera si ammala e muore di più per cause legate all'inquinamento ambientale, più 18% per le donne, più 22% per gli uomini rispetto alla media regionale. All'opera di sensibilizzazione e denuncia del Comitato si sta affiancando un fronte che cresce parallelo. Il Patriarcato di Venezia si è espresso contro, l'Istituto Superiore di Sanità ha bocciato la valutazione di impatto sanitario di Eni, abbiamo pubblicato gli articoli che parlano della sottoscrizione di 70 medici a una lettera indirizzata a Zaia per far valere il principio di precauzione. Per annunciare la manifestazione che sabato partirà alle 15:30 dalla stazione di Mestre, i no inceneritori hanno scelto il municipio di Via Palazzo. Le posizioni con il comune sono lontanissime. A Mestre hanno fatto una manifesto contro gli inceneritori, tutta la parete intera, cioè questo si può fare da mattina a sera, questa sarebbe l'arte e la pittura. La realtà è che il termovalorizzatore di Marghera è il più avanzato d'Italia. E fuori non esce niente ed è la soluzione più ecologica che esiste. Noi diciamo al sindaco che dovrebbe magari documentarsi meglio, perché appunto queste questioni non le diciamo più solo noi, le dice appunto l'Istituto Superiore di Sanità, le dice il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'ISPRA, e comunque tutte le ricerche che sono state fatte intorno agli inceneritori dimostrano che l'inquinamento c'è, perché per quanto ci siano nuovi sistemi di filtraggio, ma dai camini di inquinanti ne escono tanti, basta leggersi come dire, i dati che danno le aziende stesse. Basta liste d'attesa a Venezia, manifestazione dei comitati per la sanità pubblica veneta davanti al Consiglio regionale. Vorremmo mettere in evidenza l'annoso e cronico problema dell'allungamento delle liste di attesa
per quanto riguarda gli esami diagnostici, le visite specialistiche e i relativi controlli. Davanti all'ingresso del Consiglio regionale in Calle Larga 22 marzo, il Covesap, Comitato Veneto Sanità Pubblica, torna a denunciare con forza il problema delle liste d'attesa, un problema a cui si sommano carenze di personale ed un finanziamento insufficiente a garantire un servizio adeguato ai cittadini. Oriana Zaltroni è arrivata a Venezia da Schio. Soprattutto l'accesso costretto alle strutture private per avere le prestazioni è una cosa molto, molto pesante, è un problema molto sentito dalla popolazione. Lino Di Sano arriva da Feltre. Conosco molte persone che sono nelle cosiddette liste d'attesa e che stanno aspettando da parecchio di poter fare una prestazione. Per chi si trova in difficoltà con le liste d'attesa, il Covesap sta attivando sportelli d'assistenza per aiutare a veder garantito il proprio diritto alle cure. I ricorsi che effettuiamo noi tramite PEC del movimento stanno avendo esiti positivi e soprattutto rispetto al fatto che c'è una circolare della Regione che impone a tutti i direttori delle aziende USL di rispettare la legge 124 del 1998 che dice che qualora ci sia un allungamento del codice di priorità del medico prescrittore, l'azienda deve far fare la prestazione tramite visita intramoenia. Dramma alle prime luci dell'alba a Vigonza, nel Padovano lungo la A4 in direzione Venezia. Una donna è morta cadendo dal cavalcavia di via Prati. Sul posto anche la polizia scientifica. Pare si sia trattato di un gesto volontario, ma ci sono ancora in corso i rilievi. La vittima dovrebbe essere una donna di circa 30 anni, nata nel veneziano ma residente da tempo fuori regione. Traffico a rilento e lunghe code lungo la A4. Violenta a rissa a Mogliano Veneto, un uomo è finito in ospedale. I carabinieri hanno identificato una decina di persone che saranno deferite all'autorità giudiziaria. Una discussione, una lite per futili motivi degenerata in una rissa. Una quindicina le persone coinvolte fra i 23 e i 46 anni, alcune armate di cocci di bottiglia. Il fatto è avvenuto alle 3 del mattino del 25 maggio scorso in via Marconi, a Mogliano Veneto. Uno sguardo, una parola di troppo nei confronti di una ragazza e in un attimo è scoppiato il caos. Una persona con tagli sul corpo è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari in ospedale. Immediata la segnalazione ai carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e soprattutto i responsabili della lite. Grazie alle telecamere di videosorveglianza, 10 persone, tutte residenti in zona, 3 stranieri, il resto italiani, sono state identificate e denunciate per rissa. Sono quasi tutti minorenni, baby bulli di una banda che tormentava i propri coetanei a Porto Gruaro, identificati dalle forze dell'ordine. Non solo angherie e soprusi verso i coetanei. Secondo le forze dell'ordine, una mezza dozzina di giovanissimi avrebbe anche derubato le proprie vittime. Per questo il commissariato e la stazione Carabinieri di Portogruaro hanno notificato complessivamente 6 misure di prevenzione nei confronti di un maggiorenne e 5 minorenni. Al maggiorenne è stato notificato un foglio di via obbligatorio dal comune di Portogruaro della durata di 2 anni. I provvedimenti a carico dei minorenni sono 3 avvisi orali e 2 divieti di accesso e stazionamento per ragioni di sicurezza in determinati luoghi della città, della durata di 1 anno. Le misure disposte dal questore di Venezia Gaetano Bonaccorso, pur di carattere amministrativo, limitano la libertà di movimento, con l'obiettivo, si legge in una nota, di tutelare i minori, sia le vittime che gli autori dei fatti contestati, che potranno riflettere su valori fondamentali come il rispetto delle regole e per gli altri. Una 39enne è stata arrestata per rapina impropria in un negozio di San Donà di Piave, denunciata la complice. Si era impossessata di 6 capi d'abbigliamento del valore di quasi 100 euro, rimuovendone le placche antitaccheggio. I carabinieri di San Donà di Piave lo hanno appurato intervenendo in un negozio su richiesta dei proprietari. La donna era stata bloccata dalla convivente del titolare, alla quale aveva procurato lievi lesioni ad una mano nel tentativo di fuggire, mentre la complice era riuscita ad allontanarsi velocemente dal luogo a bordo di un'auto. La persona fermata, trovata in possesso di 2 tronchesi, verosimilmente utilizzate per rimuovere i dispositivi antifurto,
furto, è stata portata in caserma. Dopo la convalida dell'arresto ed in attesa di udienza processuale, la donna è stata sottoposta all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini hanno consentito di risalire anche all'auto utilizzata dalla complice, che è stata rintracciata presso il suo domicilio e denunciata a piede libero per rapina impropria in concorso. 3 katane giapponesi con punte acuminate, lame affilate di 47, 73 e 96 cm sono state trovate nei giorni scorsi dai militari della Guardia di Finanza di Venezia a bordo di un veicolo fermato tra Mestre e Marghera per un controllo. Alla guida un 40enne di nazionalità moldava. La pattuglia dei Baschi Verdi, insospettita dal suo atteggiamento nervoso, ha effettuato un controllo trovando le katane nascoste tra i sedili e, in assenza di valide giustificazioni, le hanno sottoposte a sequestro penale. Il 40enne è stato invece denunciato per porto abusivo di armi. Contributo d'accesso, mentre tra i residenti monta la polemica, è il noto professor Fabio Mozzato, attivista e tuttologo veneziano, a suggerire a Cafarsetti come far pagare la tassa in modo equo soltanto ai turisti senza disturbare i residenti. A Venezia continua con toni sempre più accesi la polemica sul contributo d'accesso e sulla sorveglianza globale, contro i quali ad oggi attivisti, residenti ed esimi professori, per dimostrarne l'illegittimità, hanno cercato in ogni modo, ma senza riuscirci, di farsi multare da sorveglianti, agenti e poliziotti. Il monito contro questa tipologia di tassa, così come è stata strutturata, del noto professor Mozzato, conosciuto a Venezia per le sue lotte a tutela della sua amatissima città, in particolare con i rischi per la salute da smog in Rio Novo. Ecco la sua proposta a Cafarsetti. L'obiettivo sarebbe quello di limitare e non di estromettere il turismo a Venezia, in modo che i residenti possano vivere in santa pace e non possa alterare l'economia derivante dal turismo. Attraverso l'introduzione di tariffe di accesso variabile a seconda della densità dei flussi che ci sono giornalmente, e magari facendole pagare attraverso i biglietti o ferroviari, degli autobus, i parcheggi e i natanti che vengono a Cavallino, Fusina. Non vengano a dire che da nessuna parte si introduce un limite ai turisti, perché anche a Cinque Terre, anche a Polignano al Mare, anche a Machu Picchu hanno introdotto il limite al turismo, perché diventa insostenibile e soffoca la vita dei residenti. Le amministrative, impegnato in politica dal 2009 come consigliere comunale e assessore, Stefano Sorino si candida a sindaco di Noale. Ecco i punti principali del suo programma. Perché mi candido? Per amore per il mio paese e per la politica. 45 anni, avvocato penalista, Stefano Sorino si candida a sindaco di Noale col sostegno di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e della lista Sorino per Noale, Briana, Cappelletta, Moniego. Quali sono i punti programmatici principali del nostro programma? Innanzitutto la creazione di un hub culturale per i giovani, finanziato dal Comune e finanziato soprattutto da un network di aziende sponsor. Oltre all'hub culturale pensiamo alla creazione di un hub turistica. Che cos'è un hub turistica? Un luogo in cui accogliere i visitatori, dove presentare e creare dei pacchetti turistici con dettagliate informazioni sulle nostre meravigliose attrazioni. Oltre a questo, noi vorremmo creare un nuovo teatro attraverso il recupero di uno spazio in disuso già individuato. Questo spazio teatrale sarà molto più che un semplice luogo per assistere a spettacoli, ma sarà un vero e proprio centro di aggregazione e confronto culturale. Impegnato nell'attività politica e amministrativa dal 2009 ad oggi come consigliere comunale ed assessore, Sorino prevede nel suo programma anche sviluppo commerciale e sostenibilità ambientale. Perché votarci? Perché io e la mia compagine rappresentiamo dedizione, competenza, passione e soprattutto grande amore per il nostro paese. Sono venuto a Bibbione 2 volte e in entrambe è stato emozionante. Vasco Rossi si confida tra una prova e l'altra in vista dei 2 concerti, quello di sabato 1 giugno, un soundcheck, e quello del 2 giugno aperto a tutti, ovvero la data zero del concerto. A Bibbione, ha detto, mio padre ha fatto le prime e uniche vacanze con mia mamma e con gli zii Damiano ed Espedita. Mia madre, continua Rossi, ricorda con affetto Achille, proprietario di un ristorante e vedovo della moglie con cui avevano stretto amicizia. Ed è tutto, vi lascio adesso alla sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buona serata.